Finalmente il processo di semplificazione che ha già parzialmente interessato l'edilizia e gli interventi strutturali si estende anche al settore dei beni culturali. Con queste parole il Presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, Lino Lamendola, esprime la propria condivisione sulla gran parte dei principi introdotti dalla legge delega già approvata dal Senato e adesso al vaglio dalla Camera dei Deputati, con la quale il Governo è autorizzato a procedere alla riforma del Codice dei Beni Culturali con un nuovo decreto legislativo, pur nella consapevolezza che il testo approvato al Senato può essere perfezionato alla Camera. Il principio di escludere dal parere vincolante della Sovrintendenza gli interventi di scarso impatto che riguardano tettoie, pergolati, modeste modifiche alle coperture, agli infissi e agli impianti tecnologici, continua il Presidente dell'Ordine Lamendola, segnano certamente un passo avanti lungo un percorso necessario per la semplificazione concreta dei piccoli interventi edilizi. Sosteniamo da tempo che le misure per la semplificazione delle procedure edilizie non raggiungono alcun obiettivo se non abbracciano anche gli ambiti di competenza delle sovrintendenze dei beni culturali e ambientali. Seguiremo l'evoluzione normativa della legge delega e del successivo decreto legislativo, conclude Lamendola, per proporre nell'articolato del nuovo codice gli emendamenti necessari per una riforma efficace del Codice dei Beni Culturali, lavorando all'unisono con il coordinamento degli ordini del Sud e con la consulta degli ordini degli architetti della Sicilia. Il piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027 adottato dalla Regione Siciliana prevede un piano di assunzioni nel triennio di 1.348 dipendenti. Gli architetti auspicano che tali numeri siano realmente confermati e che una buona parte vengano destinati al settore dei beni culturali.